Cosa ne pensa di questo momento, di questa guerra e in che modo anche la Sicilia ne può essere coinvolta? Stiamo vedendo anche questi notevoli aumenti relativamente all'energia, al gas, al petrolio, al diesel, un suo parere? Noi paghiamo secondo me una miopia, perché legarsi per il 40% al gas della Russia secondo me è stato un suicidio, un'operazione che so non essere stata condivisa da molti, ma che in quel momento sembrava risolutiva. Tutti i paesi che hanno un minimo di lungimiranza frazionano il posizionamento. Adesso ci troviamo a rincorrere una situazione per cui siamo di fatto sotto ricatto, perché non è che dalla sera alla mattina possiamo fare a meno del 40% di energia. Peraltro nemmeno la Russia può fare a meno di questa fornitura, quindi non è un gioco, come dire, un po' una partita a scacchi se si vuole. Io penso che alla fine questa guerra abbia rimesso in gioco tutta la geostrategia complessiva, paradossalmente ha rimesso al centro l'Italia, perché il fatto che la Cina in qualche modo stia forse più apparentemente che realmente sopportando Putin significa che la via della seta comincia a traballare un pochino. Da questo punto di vista anche tutta l'operazione nord sui porti comincia ad avere qualche problema, mentre invece ritorna in auge tutto il posizionamento portuale e quindi infrastrutturale e logistico del sud, e quindi la Sicilia deve diventare la piattaforma del Mediterraneo. E attraverso questa situazione disgraziata, che io peraltro penso che nell'arco di qualche settimana dovrà finire, se non altro per esaurimento delle risorse da parte di Putin, perché bisogna anche dire che la Russia ha un PIL uguale a quella dell'Italia, solo che loro sono governati da uno che decide e basta. Noi invece abbiamo un sistema per cui i veti incrociati ci mettono in difficoltà. Io penso che questo possa essere invece una grande opportunità per la Sicilia. Dobbiamo soffrire un po', perché l'aumento dei prezzi delle materie prime forse ci potrebbe anche consentire di rivalorizzare tutto quello che avevamo in Italia, che abbiamo dismesso per una semplicità economica di cui paghiamo le conseguenze. Meglio pagare qualche centesimo in più le cose che facciamo noi, piuttosto che qualche centesimo in meno di quello che fanno gli altri, perché voglio dire una cosa, sui pannelli solari, questi li producono in Cina, noi finanzieremo la Cina da questo punto di vista. Ecco, io penso invece che l'approvvigionamento dal Mediterraneo che c'è, e anche le trivelle, perché no, ci vuole un disegno geostrategico, una visione, una capacità di immaginare il futuro. Questo manca purtroppo, manca a livello politico, ma invece c'è, ed è questo importante, a livello ordinistico, cioè gli ordini degli architetti e anche degli ingegneri, ai quali io ovviamente appartengo, questi ragionamenti li stanno facendo, ma non sono ascoltati. Bisogna fare massa critica, mettere insieme tutta la rete delle professioni tecniche, a quel punto conti, perché porti sul tavolo 1 milione di votanti, e la politica è molto sensibile a questo. Professore, un'ultima domanda, ecco, il ruolo di eCampus, l'università, lei la rappresenta, qual è? Io credo che il ruolo di eCampus sia stata una visione straordinariamente positiva, purtroppo verificatasi anche nella sua necessità con il Covid. Il Covid ha messo nelle condizioni il sistema universitario tradizionale, che io capisco perché sono vissuto lì, sono stato allevato lì, di reinventarsi dalla sera alla mattina all'online. L'università eCampus invece ci stava, abbiamo dovuto solo passare dagli esami in presenza agli esami online. È un'università presente nel territorio, solo in Sicilia abbiamo una cinquantina di poli didattici, per cui siamo in grado di coprire le esigenze anche territoriali e logistiche, per cui questi ragazzi non hanno bisogno di andare via, perché come è stato detto stamattina vanno via e non tornano più. Noi dobbiamo radicarli qui, creare la condizione perché attraverso la loro imprenditorialità sviluppino il sistema. Da questo punto di vista voglio citare il polo di Agrigento, gestito da Joseph Zambito e Alessandro Cibella, che stanno facendo un lavoro eccezionale. Io personalmente sono già venuto qua a inaugurare 6-7 poli e ne faremo degli altri, quindi sono orgogliosamente rettore di una realtà che guarda al futuro.